Non le cascate del Niagara, ma certo una visione suggestiva che ha improvvisamente sconvolto questo tratto della fondamenta Toletta a Venezia. La rottura di una grossa condotta di ghisa dell'acqua è quasi equivalsa ad un'esplosione la cui forza ha sollevato i masegni in pietra d'Istria. A qualche decina di metri si trova la libreria gestita dal vicepresidente del Consiglio Comunale di Venezia, Giovanni Pellizzato. La strada è ancora chiusa e quindi si gira o per la parte dei cerchieri, diciamo per andare verso San Barnaba, o invece per la parte della fondamenta delle Romite per andare verso Piazzale Roma. Per il resto stanno lavorando abbastanza alacremente per coprire il buco che si è creato. Veritas, che ha allertato immediatamente il personale, ha chiarito che il tratto di fondamenta saltato è di circa 8 metri di lunghezza. Nel pomeriggio alcune zone di Dorso Duro, Giudecca e San Marco sono rimaste senza acqua. Ci sono stati danni alle attività commerciali che si trovano sulla fondamenta? Sembra di no, perché il ristorante era chiuso e la pizza al taglio comunque ha un gradino sulla sopraeleva di una quindicina di centimetri e anche da quello che ho visto non sembra essere entrata acqua. Alcune barche sono affondate? Sì, due, diciamo, una è affondata, una rischiava di affondare. Anche quella che è affondata è stata rapidamente ritirata su, probabilmente credo sono stati i pompieri con una pompa idrovora, credo che l'abbiano rapidamente svuotata e quindi è tornata su.